All'Istituto Gallo di Agrigento interessante incontro a 700 anni della morte di Marco Polo. Approvati i bilanci dell'Ordine degli Architetti di Agrigento. Si conclude domenica l'edizione 2024 degli Archi di Pasqua. Calcio, sconfitta per l'Acragas e netta vittoria per la Pro Favara. A Raffadali festa dell'Inter Club per la seconda stella. Buongiorno da TVA Notizie. Studenti protagonisti nell'anno internazionale della famiglia a 700 anni della morte di Marco Polo. Il servizio. Per il vostro istituto cosa rappresenta, cosa vuol dire ospitare questo evento che ha al centro il viaggio di Marco Polo? Senza dubbio è una giornata particolare e importante dal punto di vista culturale, dal punto di vista del coinvolgimento degli alunni dell'Istituto Gallo, ma anche di altre scuole agrigentine. È per noi un'iniziativa che portiamo avanti dall'inizio dell'anno grazie a una stipula di un protocollo d'intesa con la Dante Alighieri, Comitato di Agrigento, perché vogliamo proprio che temi come il tema della famiglia, come il tema del viaggio di Marco Polo, con tutte le sue implicazioni, con tutte le sue conseguenze positive nella società, nella cultura, nell'economia, sia un motivo di riflessione, di approfondimento per i nostri ragazzi che si sono cimentati in lavori, devo dire, molto originali e che hanno avuto lo scopo proprio di far approfondire queste tematiche svolgendo un lavoro sinergico e di collaborazione con quanto viene svolto quotidianamente nelle aule scolastiche e arricchendo pertanto il loro patrimonio di conoscenze. L'incontro di questa mattina quale obiettivo si prefigge? Sì, nell'incontro di questa mattina si prefigge innanzitutto di richiamare due anniversari che avvengono, un anniversario che è quello della morte di Marco Polo e anche l'anno internazionale della famiglia, collegandolo sempre con la nostra attualità, con la nostra, gli avvenimenti attuali del nostro contesto sociale. L'obiettivo principale comunque è quello di coinvolgere i ragazzi, di essere gli studenti protagonisti. Infatti proprio su queste tematiche il tema generale è il viaggio, inteso sia metaforicamente come Dante sia come scoperta. Gli studenti di alcune scuole di Agrigento hanno aderito a questa proposta e oggi saranno loro i protagonisti, individuando o dei pezzi di brani inerenti a queste tematiche o addirittura con la loro creatività realizzando qualcosa da comunicare al territorio. C'è pure il liceo musicale Empedocle, quindi loro allieteranno la serata anche con delle musiche molto particolari. In particolare è stata molto cortese la preside dell'Istituto Gallo di Agrigento che ci dà l'opportunità di vivere questo momento insieme nell'auditorium del Niccolò Gallo e quindi ecco è un messaggio ancora più forte. Firmate col sindaco di Agrigento un protocollo d'intesa per organizzare diverse e varie iniziative. Sì, questo protocollo d'intesa era già pronto da un bel periodo di tempo, però abbiamo voluto siglarlo, firmarlo oggi alla presenza degli studenti perché in fondo è un protocollo che prevede tantissime attività per i ragazzi, per i giovani e quindi è giusto che siano ancora oggi loro protagonisti. Approvato il bilancio consuntivo 2023 e il bilancio preventivo 2024 dell'Ordine degli Architetti di Agrigento. Arturo Cantella. Approvato il bilancio consuntivo per l'anno 2023 e il bilancio preventivo per il 2024 dell'Ordine degli Architetti di Agrigento nel corso dell'assemblea annuale degli iscritti, dopo la relazione del Presidente e del Tesoriere è stato approvato il bilancio consuntivo di uno dei più produttivi anni della storia dell'Ordine degli Architetti di Agrigento.
l'anno del centenario della fondazione degli Ordini degli Architetti Italiani. A fronte di un bilancio in pareggio, afferma il Presidente dell'Ordine Rino Lamendola, nel 2023 abbiamo portato avanti una serie di attività a tutela della categoria e della buona architettura, ma anche quale soggetto promotore dello sviluppo socio-economico del territorio provinciale. Per l'anno corrente, conclude Lamendola, il progetto forte è quello di lanciare Mediterranea, una biennale di arte e architettura nella Valle dei Templi della città, che potrebbe coinvolgere artisti e architetti di chiara fama internazionale, i quali a partire dal 2025, con cadenza biennale, sarebbero chiamati a offrire il loro contributo artistico e professionale per alimentare un crescente contributo culturale tra i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, stimolando contestualmente nuova arte, nuova architettura contemporanea di qualità. L'idea che l'Ordine intende portare avanti all'unisono con le istituzioni competenti costituirebbe un notevole elemento di attrazione turistica e rilancerebbe Agrigento quale porta d'Europa nel Mediterraneo, proprio nell'anno in cui si celebra la nomina della città dei Templi a capitale italiana della cultura. Archi di Pasqua a San Biagio Platani, domenica la conclusione dell'edizione 2024. Ingegnere, lei è una signurara, giusto? Sì. Ecco, io le volevo chiedere quanto tempo prima vi organizzate per creare il progetto e per poi definire, diciamo, le strutture. Allora, generalmente si inizia 3 mesi prima, infatti abbiamo iniziato a gennaio e io sono stata la progettista sia del viale che del prospetto dei Signurara e in circa 1 o 2 settimane è stato ideato l'intero progetto e poi si è andati a lavorare all'interno dei magazzini dove si sono appunto realizzate queste strutture con la base in ferro che poi sono state ricoperte con il canne, salice e durante questi 3 mesi sono state poi realizzate le varie decorazioni in pane come le colonne, i pilastri e tutti i decori che si possono trovare all'interno. Gli abitanti di San Biagio partecipano a questi lavori? Sì, quest'anno si sono formate varie associazioni che sono andate appunto ognuna a realizzare un dettaglio all'interno di questo appunto progetto. C'è stato un gruppo di ragazzi che ha realizzato le ninfe, che sono i lampadari, chi si è occupato di realizzare il viale e il prospetto, chi le colonne in pane, che è appunto un gruppo di donne che hanno realizzato, così come i fiori. Signor Panarisi, lei invece è un madunnaro. Sì. Diciamo, lei si è occupato pure della realizzazione invece della parte degli archi di Pasqua dei Madunnara. Ci racconti un pochettino come è andata quest'anno? Sì, quest'anno nella parte Madunnara le cose sono molto cambiate perché i progettisti non erano uno ma eravamo in 3, cioè ero io, Gaetano e Fulvio, altri 2 ragazzi, e si sono occupati insieme di progettare l'intero viale dalla parte proprio fisica, perciò dai pannelli, anche ai quadri, al pane, a tutto il resto, quello che è il contorno degli archi. Appunto, come materiali cosa viene utilizzato di particolare del posto? Allora, del posto, quello che è particolare è l'utilizzo delle canne del salice, soprattutto anche l'utilizzo del sommacco oppure anche i semi che troviamo nel nostro territorio, come possono essere i ceci neri o altri ceci in particolare. Quest'anno come bilancio, assessore, cosa possiamo dire? Che numeri abbiamo avuto? Allora, i numeri sono molto positivi. Da quando noi abbiamo inaugurato per Pasqua gli archi abbiamo avuto all'incirca un 65.000 presenze. Bene. Di persone. Turisti più o meno da quale parti? Allora, i turisti arrivano un pochettino, abbiamo avuto turisti dal Veneto, dall'Emilia Romagna, Calabria e poi naturalmente un po' da tutta la Sicilia. E poi penso anche di altri posti, ma io sto dicendo semplicemente quelle che io ho incontrato. Assessore, quando nasce la festa degli archi di Pasqua? Allora, gli archi di Pasqua nascono all'incirca nel 1600 con i 2 archi centrali dei Signurara e Madunnara, con le 2 confraternite dove venivano posti proprio i signorotti del tempo, mettevano questo pane esposto per la gente meno abbienta. Poi negli anni 80 invece si sono creati proprio gli archi di Pasqua con tutte le opere che voi vedete qua lungo il percorso.
possiamo dire che gli archi sono l'unica manifestazione dove partecipa un popolo intero, una serie di collaborazioni di mani che danno vita a questo spettacolo che è veramente unico nel suo genere, unico in tutto il mondo, posso essere fiero di dirlo. Discarica a poca distanza da Punta Bianca, un panorama squallido che Mare Amico chiede all'ex provincia di eliminare. Stiamo vedendo le immagini. Sono 2 le auto danneggiate dai colpi di pistola esplosi nella notte tra venerdì e sabato nel quartiere di Fontanelle tra via Alessio Di Giovanni e viale Sicilia. Come riporta il quotidiano Grandancolo, oltre alla Fiat Stilo di proprietà di un 54enne ritenuto il destinatario di quella che appare una intimidazione, è stata danneggiata anche una Fiat 600. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri della compagnia di Agrigento. E andiamo a Messina, dove la CGIL raccoglie firme contro il lavoro precario e insicuro. La CGIL ha lanciato qualche giorno fa, in occasione del 25 aprile, una raccolta firme per un referendum popolare per l'abolizione, la reintroduzione dell'articolo 18 alla tutela dei lavoratori in caso di licenziamento illegittimo, soprattutto sopra i 15 dipendenti, la sicurezza del mondo del lavoro, perché noi vogliamo la responsabilizzazione anche del committente quando c'è un appalto, ma soprattutto quell'odiosa pratica del contratto a tempo determinato che precarizza una generazione. Questa battaglia della CGIL, che è iniziata da qualche giorno, vedrà in tutte le piazze. Oggi a Messina siamo in 7 piazze della provincia per raccogliere le firme per poi andare al referendum nel 2025. Nel 2023 l'80% dei contratti attivati in Italia sono stati a tempo determinato. Le ultime vicende sui morti del lavoro, ce ne sono ormai circa 3 al giorno, danno un segnale cattivo alla cittadinanza, soprattutto a chi in questo momento deve lavorare per vivere. Ma l'altro dramma di questo periodo, soprattutto degli ultimi 20 anni e anche con l'ultima, l'introduzione del Jobs Act nel 2015, ha precarizzato una generazione. Ormai è povero anche chi lavora. Noi vogliamo delle regole certe, noi vogliamo dei diritti, perché l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, non sul lavoro precario. Per questo saremo in piazza a raccogliere le firme per reintrodurre l'articolo 18 ed eliminare quell'odiosa legge che è Jobs Act. No all'ipotesi di costruire un deposito nazionale di rifiuti nucleari. Manifestazione nel Trapanese in attesa del 2 maggio per un'altra manifestazione che si terrà a Trapani. C'è questa paura? Certo che c'è questa paura, perché intanto che noi non possiamo più lavorare ai nostri campi, quindi l'agricoltura va a finire, e poi soprattutto tutte queste scorie radioattive, cosa avviene domani non lo sappiamo, è giusto? Siamo usciti tutti da casa, ci siamo alzati da tavola, abbiamo lasciato i nostri affetti. La giornata doveva essere di riposo, però la paura, c'è un film che dice fa 90. Si ricordano di noi solo per cose negative, abbiamo sempre questo destino, è assurdo che si pensi a un deposito da queste parti, perché c'è il turismo che si sta sviluppando e rischia di comprometterlo. Posso difendere la mia terra con la telecamera e con questo microfono, e tu con la tua fascia. Tutti siamo chiamati a difendere questo territorio. Ci troviamo nel sito il TP11, quello di Fulgatore, dove la Sogin ritiene di essere un sito idoneo, come quello del resto il TP9, quello di Calatafimi Segesta. La popolazione in questo momento deve fare anche la propria parte, far sentire la propria voce ed alzare la voce. A livello parlamentare stiamo cercando di portare avanti questo impegno. Già a dicembre io stessa ho depositato una mozione per impegnare il governo a dire no e in particolare a far valere le proprie ragioni. Voglio fare impropriamente una battuta.
a mo' di domanda, c'è Lumela in provincia di Trapani che vogliono allocare a distanza di anni sempre qualcosa di anomalo? No, non so se ci sia il miele, sicuramente c'è un territorio bellissimo, un paesaggio meraviglioso che dobbiamo tutelare. Che si debba fare, certo, è pacifico che in Italia c'è necessità di fare tale deposito, ma bisogna individuare siti idonei e un sito come quello siciliano, come quello della provincia di Trapani non lo è. Un orario poco felice per una madre di famiglia, di domenica, uscire da casa e poter essere e presenziare a questa manifestazione. Ma siccome la ritengo importante, è un sito che va tutelato e valorizzato. Mi corre l'obbligo di essere qui come presidente di quarta commissione consiliare di Alcamo Ambiente, manifestare la mia sensibilità a questo argomento. Un argomento che l'ho trattato fin dalla prima ora, sempre per sensibilizzare le istituzioni più alte di noi. Le comunità di Fulgatore di Trapani, di Calatafimi e Segesta, della provincia di Trapani, rispetto invece a questo elefante dal punto di vista della possenza, delle scelte nazionali del governo, saranno anche più piccoli, però sono determinati a non desistere. A noi non ci convince questa candidatura imposta dall'alto, in genere quando uno si candida dal basso che si vuol candidare ad ospitare. Dal 2021 al 2023 a dicembre, quando è arrivata questa seconda notizia che ci hanno promossi da aree potenzialmente idonee ad aree idonee, la nostra attenzione si è alzata molto perché in Sicilia hanno escluso sì 2 siti, però ancora ce ne sono 2 e sia uno che l'altro hanno una serie di criteri di esclusioni per noi molto importanti. Te lo spieghi che di 4 siti individuati in Sicilia ne sono rimasti 2 e giusto caso in provincia di Trapani. L'individuazione dei siti è stata scellerata, loro scrivono che se ci sono problemi si aggiustano, nel senso sono a disposizione a spostare strade, a spostare la qualsiasi. C'è qualcosa di strano e non so per quale motivo. Saranno accordi politici, saranno non so che cosa, però non è possibile che dove c'è una docco erice come Vigneti ci sono campi di grano, noi andiamo a mettere le scorie radioattive. Il 2 di maggio assieme agli studenti che sono il presente che diventerà futuro di questa nostra provincia, di questa nostra Sicilia occidentale, diremo ancora una volta no, non vogliamo diventare pattumiera d'Italia dei rifiuti radioattivi d'Italia. La scrittrice Adalgisa Biondi, al microfono di Massimo Macaluso, parla di lingua siciliana e del progetto che la riguarda. Quest'oggi siamo in compagnia della dottoressa Adalgisa Biondi, nota scrittrice e storica. Ci siamo accorti che nel 2024 purtroppo la cultura della lingua siciliana per molti giovani si sta perdendo. Perché secondo lei? Perché per un fatto economico, secondo me, perché in realtà si perdono le lingue dei popoli che sono costretti a migrare per trovare lavoro. E noi non lo sappiamo, ma molte delle lingue africane si perderanno perché molti africani stanno venendo da noi, e così è accaduto per la lingua siciliana. E quando i nostri nonni si sono dovuti spostare per migrare, per fare in modo che la regione si riprendesse dalla miseria della seconda guerra mondiale, gran parte di questa che era la nostra cultura e le nostre tradizioni si sono perdute. Ciò non è senza speranza, perché ovviamente potrebbe la scuola fare da volano, e mi pare che c'è da parte della regione un progetto che è quello di inserire un'ora almeno di lingua siciliana nel percorso scolastico. Progetti per il futuro, dottoressa? Allora, è un progetto, è nato come sogno, e i sogni devono diventare progetti. È quello di costituire una piccola casa editrice che si occupi di cultura siciliana. Sciascia ha detto che la Sicilia ha una caratteristica, che è quella di essere un continente, e così io, che ho viaggiato in Sicilia abbastanza, posso dire che onestamente
rendere quest'isola posta al centro del Mediterraneo può essere il centro di tutto e può del proprio centro, nel senso che potrebbe persino bastare a se stessa, per cui vorrei occuparmi di siciliani, maggiori e minori ovviamente. A Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, verrà presentato il progetto ASPAS per un'agricoltura sostenibile e di successo. Concluderà i lavori il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Agricoltura, Dario Cartabellotta. Siamo giunti allo sport calcio, pesante sconfitta dell'Acragas a Siracusa. Il servizio di Carmelo Lentini, il quale ci parla anche dei risultati dell'eccellenza. Un'altra amara sconfitta per l'Acragas che perde a sonti reti al De Simone contro il locale Siracusa. Dopo un primo tempo terminato a reti bianche, la compagine biancazzurra crolla nella ripresa. Un calcio di rigore infatti spiada la strada del successo ai Leoncelli di casa che al 55esimo aprono dal dischetto con Sarao, poi lo stesso raddoppio al 60esimo ed infine Maggio al 70esimo ed Arcidiacono al 74esimo completano la quaterna. Prossimo ed ultimo impegno stagionale dell'Acragas domenica prossima 5 maggio all'Esseneto contro il Portici. Bene il Licata che si afferma sul Castrovillare per 3-1 con una doppietta del solito Rotulo, mentre ha riposato il Canicati. Ma vediamo quali sono stati e quali sono attualmente i verdetti di questa Serie D del Girone I. Il Trapani è promosso da qualche settimana in Lega Pro, mentre Siracusa, Vibonese, Reggio Calabria vanno ai playoff e adesso si attende la quarta che rimane in ballottaggio tra Sant'Agata, Real Casalnuovo ed Acireale. Per quanto riguarda la zona bassa retrocedono Lamezia, Gioiese e Castrovillari, mentre vanno ai playoff il Locri matematicamente ed una tra Luca oppure Portici. Infatti si attende l'esito dell'ultima giornata. Ricordiamo che San Luca sarà ospite del Canicati, mentre il Portici all'Esseneto con l'Acragas. La differenza attuale in classifica generale tra le due squadre è di 3 punti, quindi basterebbe al Portici anche pareggiare in casa con l'Acragas per essere salvo direttamente e mandare il San Luca ai play-out. Per quanto riguarda i risultati della giornata sono questi: Acireale batte Locri 3-0, Gioiese e Trapani 1-2, Licata Castrovillari 3-1, a Portici la Vibonese ha vinto 1-0 come il Real Casalnuovo ha vinto a San Luca per lo stesso risultato. Sant'Agata Ragusa 1-0, Siracusa Acragas 4-0, Reggio Calabria San Cataldese 2-0, hanno riposato Canicati ed Igea. Infine si è giocata l'ultima giornata del campionato di eccellenza Girone A e si sono avuti i primi verdetti. La NIS da qualche settimana è stata promossa al prossimo campionato di Serie D, mentre la Pro Favara va direttamente alla fase nazionale. Per quanto riguarda la coda, retrocedono Mazzara ed Aspra, mentre vanno ai play-out Casteldaccia e Fulgatore. Ottimo il finale per lo Sciacca, che vince fuori casa e si posiziona al quarto posto a pari punti con il Castellammare. Per quanto riguarda la Nissa, ha superato l'Aspra, mentre la Pro Favara ha superato in casa l'Accademia Trapani per 2-0. Sinceramente io devo dire la verità che al primo tempo sono rimasto molto soddisfatto della mia squadra, perché inevitabilmente sapevamo di dover venire a soffrire perché c'è una qualità diversa fra noi, fra i nostri giocatori e i loro giocatori, c'è un'esperienza diversa, però sapevamo di soffrire, abbiamo sofferto molto bene, significa che noi ci siamo comportati da un punto di vista tattico davvero bene, in maniera molto dirigente e quindi devo dire che ero contento, nello spogliatoio a fine primo tempo ai ragazzi ho detto che ero soddisfatto e che dovevamo proseguire su quella scia perché secondo me quella era la maniera per portare la partita, non si sa poi quale sarebbe stato il risultato finale, probabilmente avremmo perso ugualmente, però sono convinto pure che il Siracusa non aveva bisogno sicuramente di aver assegnato quel calcio di rigore
che non voglio dire che non sia al 100% calcio di rigore, però non sono convinto neanche al contrario, diciamo che era un rigore molto dubbio e se voi mi dite che non c'era allora io me ne vado ancora più arrabbiato, perché la partita, ripeto, la posso perdere con altri episodi, però io non credo che il Siracusa non avesse bisogno di un calcio di rigore per sbloccare la partita. Il Siracusa ha talmente tanta gente di qualità che forse l'avrebbe sbloccata comunque, o probabilmente saremmo stati bravi, tanto bravi a tenerla sullo 0-0 e poi chissà se lo scherzetto non potevamo farlo pure noi. Buonasera. La squadra ha subito il colpo dal punto di vista psicologico forse, perché senza quel rigore probabilmente non è... Quando giochiamo contro le grandi squadre non è la prima volta, nel momento in cui subiamo il colpo psicologico questa squadra, la mia, si sgretola da un punto di vista mentale e io non posso neanche dargli grandi colpe perché sono ragazzi che per la maggior parte fanno per la prima volta questo campionato, non sono ragazzi che hanno tutti 30 anni o dei 30 anni in su, ma al contrario sono molti ventenni, per cui io non posso addebitargli questa colpa, se di colpa vogliamo parlare. Poi il Siracusa fa dei cambi e i cambi, come sono risultati per me fondamentali all'arco di una stagione, quando ho giocato con le squadre di pari grado, figuriamoci quando invece vengo a Siracusa e i cambi vengono fatti dal mister del Siracusa contro l'Agragas di quest'anno. E sulla vittoria del Pro Favara per 2-0 ascoltiamo il servizio di Giuseppe Moscato. La Pro Favara vince anche l'ultima gara del campionato di eccellenza Girone A, che l'ha vista protagonista insieme alla Nissa, promossa in Serie D, di una stagione veramente eccellente. I numeri lo evidenziano: secondo posto con 74 punti e con un distacco dalla terza di ben 20 lunghezze. Ieri ospite al Comunale di Favara l'Accademia Trapani, che con un occhio ai risultati degli altri campi è riuscita per buona parte dell'incontro a tenere testa alla Pro Favara, che in verità non ha pressato più di tanto per evitare inutili infortuni o ammonizioni che potevano compromettere il prossimo obiettivo, ovvero la semifinale nazionale dei play-off in programma il 26 maggio con l'altra semifinalista che uscirà dalla sfida tra Pompei e Nola. La partita con il Trapani si risolve negli ultimi minuti del secondo tempo. All'83esimo va in rete Balistreri, che sfrutta uno svarione della difesa ospite. Poco prima del fischio finale raddoppia Erbini, servito dal sempre ottimo Lucarelli. 2-0 e 24esima vittoria in campionato per la Pro Favara, che è già con la testa ai play-off. Dopo qualche giorno di riposo, infatti, si riprenderà la preparazione, un intero mese di stop agonistico che vedrà la Pro Favara concentrata per cercare di raggiungere l'obiettivo della promozione in Serie D, passando appunto dai play-off. Ma sentiamo a tal proposito mister Gaetano Catalano. Sono 3 settimane che sicuramente non ci sarà da giocare, ci sarà da lavorare, e questo sicuramente è una pecca, perché dovremmo trovare qualche situazione e poter fare qualche amichevole importante, qualcosa che ci porti un attimino mentalmente a pensare quello che sono le fasi, la semifinale che andremo a giocare a Napoli. Però sarà un mese secondo me dove si lavorerà, dove i ragazzi saranno concentrati, perché credo che abbiamo tutti in testa questo obiettivo e cercheremo in tutti i modi di raggiungerlo. Ad inizio di campionato si prefigurava una stagione così intensa, così al vertice, con tanti punti che non sono serviti al passaggio diretto. Assolutamente, abbiamo trovato una squadra come la Nissa che ha sbagliato poco rispetto a noi. Io l'ho detto anche altre volte, sicuramente non c'è questo divario tra loro e noi, però hanno avuto quella continuità nei momenti difficili e sono stati più bravi. Noi sicuramente abbiamo fatto qualche passo falso e l'abbiamo pagato, però è anche vero che in questo campionato
nessuna seconda ha lasciato 20 punti alla terza, quindi credo che questi ragazzi hanno fatto un campionato importante. Siamo passati alla fase nazionale, adesso abbiamo queste 3 settimane per preparare bene questa partita e cercheremo di giocarla al massimo sia fisicamente che mentalmente, perché è una cosa in cui ci teniamo tanto. Nola o Pompei è indifferente? Ma sono 2 squadre forti entrambi, e il Pompei l'ho visto un paio di volte, veramente ha tanta qualità lì davanti, in mezzo al campo, il Nola è la stessa cosa, quindi l'uno o l'altra secondo me cambia poco. Vito Lupo con i suoi figli, sicuramente i suoi principali sostenitori, i suoi fans più accaniti. Termina la regular season del campionato di eccellenza, la Pro Favara aveva già conquistato le semifinali nazionali, vincere comunque fa sempre bene. Sì, vincere serve per mantenere quello che abbiamo fatto durante la stagione, abbiamo fatto più di 20 vittorie, quindi questo è segno che abbiamo fatto un lavoro importante, ma in realtà non abbiamo raggiunto niente, ci proveremo in campagna la prima per poi cullare il sogno di giocare la finale in un Brunculeri strapieno come credo che lo sarà. Un mese di tempo per far cosa? Per lavorare, per alzare i ritmi, per non avere l'assillo della domenica, ma alzare i ritmi, perché siamo una squadra che a livello fisico deve stare benissimo, perché poi abbiamo una qualità importante. C'è una squadra con tantissima qualità, siamo riusciti a recuperare tutti, lavoreremo forte, lavoreremo per farci trovare pronti, perché non sarà facile stare un mese senza partita e farci trovare pronti, però è un gruppo importante, un gruppo di professionisti che si farà trovare pronto. Era questo quello che ti aspettavi ad inizio di campionato? I punti che abbiamo conquistato credevo che bastassero per un campionato di vertice, ma dobbiamo dire che c'è stata una Nissa che nel complesso nelle 30 partite è stato superiore a noi, ma vi dico la verità, abbiamo un po' il dente avvelenato per come è andata la stagione e speriamo di rincontrarla l'anno prossimo in una Serie D che sarà agguerrita. Sapevamo di venire a affrontare qua una squadra fortissima, una squadra a cui auguro veramente di fare il salto di categoria, perché insieme alla Nissa penso che meritano tutti e due di andare in Serie D. Noi abbiamo preparato la partita per come era giusto fare, siamo stati sempre tutti dietro alla palla, chiudevamo bene tutti gli spazi e ripartivamo. E diciamo che ci siamo giocati la partita alla pari fino a 5 minuti dalla fine prima di prendere il gol, perché magari ci siamo un pochettino rilassati tra virgolette, perché sono arrivate delle notizie importanti da altri campi che ci davano già salvi, quindi i miei giocatori hanno capito subito la situazione, quindi forse c'è stato un piccolo rilassamento, però diciamo che siamo contenti perché noi abbiamo raggiunto veramente un grandissimo obiettivo. Io 3 mesi fa, quando ho accettato questa scommessa tra virgolette, sapevo di venire qua, che c'erano parecchie difficoltà perché è una squadra che non vinceva da 13 partite, però alla fine sono veramente orgoglioso di questi ragazzi perché ce l'hanno messa tutta e hanno raggiunto l'obiettivo importante che è quello della salvezza, quindi non mi rimane che ringraziare soprattutto in primis la società che mi è stata sempre vicino, non mi ha mai mollata fino ad oggi, e poi naturalmente tutto il mio staff tecnico che mi è stato vicino e mi ha dato il giusto supporto, e naturalmente questi ragazzi che fino alla fine hanno lottato fino all'ultimo minuto. A Milano la sfilata della squadra da San Siro a Piazza Duomo. A Raffadali, grande festa dell'Inter Club per la seconda stella. Questo è il circo più antico della Sicilia, è stato oggi un momento di festa, di gioia per tutto il paese. Siamo qua tutti riuniti per gioire per questa seconda stella dell'Inter. Ripeto, è un momento di festa per la città di Raffadali. Abbiamo raggiunto l'obiettivo della seconda stella e quindi dico, è un piacere che questi eventi vengono sponsorizzati e pubblicizzati, così i ragazzi si distolgono dall'attenzione di altre cose e quindi dico, hanno modo anche di festeggiare qui tutti uniti assieme alle vecchie glorie dell'Inter Club storico. C'è un cuore che ci lega, non c'è né Raffadali né Agrigento, c'è la fede da sempre per la nostra amata.
Raffadali è il circolo più antico della Sicilia, come tu sai, è il primo circolo che è nato in Sicilia, e quindi il raffadalese abbiamo una tradizione con l'Inter ed è giusto che festeggiamo a Raffadali. Oggi qua non ci sono solo i raffadalesi, ci sono gente dei paesi vicinori, come tu vedi ci sono gente dei paesi vicinori, la festa continuerà anche dopo, è un momento di felicità, un momento di coesione per stare assieme con tutti, anche in virtù dei problemi che affliggono oggi la nostra società. È stata una squadra che ha meritato di vincere il campionato e quindi anche chi non è interista doveva venire a festeggiare qua in Piazza Progresso in un interclub storico che merita la partecipazione di tutta la comunità del Raffadali. Per oggi dobbiamo dire tutti forza Inter, viva Inter! Bene, questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e arrivederci.